Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Don Paolo Brida, eccolo qua. Ciao, caro. Monsignore, buon pomeriggio anche a lei. pomeriggio. Allora, abbiamo sentito il sindaco più volte, anche nell'inaugurazione, pre-inaugurazione, finalmente qualcosa, un ulteriore tassello, possiamo dire, per la comunità intera e non solo quella di Rivignano Teoro. Sì, è un tassello molto grande, molto importante per poter unire. Questo è lo scopo dell'Agorà, questo è lo scopo delle piazze, unire le generazioni, i cuori, le persone, unire e anche per confrontarci. E allora questo non può che essere un'opera veramente che guarda al futuro, visto che la tentazione anche dopo la pandemia, durante la pandemia, è stata quella di chiuderci. Ecco, l'occasione di avere degli spazi così grandi in un comune, ecco, non tanto grande, diventa proprio l'occasione per unirci non solo telematicamente, non solo diciamo, ma unire i cuori, unire i volti, unire gli sguardi che non siamo più abituati, quindi è un bel momento per Rivignano. Buon lavoro. Grazie a voi. Siamo davanti al rinfresco offerto dagli alpini della sezione appunto di Rivignano e anche Teor. Andiamo avanti con le nostre interviste, andiamo a sentire un attimo, vediamo se riusciamo a passare da queste parti, ci infiliamo. Allora, il capogruppo, sta andando tutto bene? Sta andando tutto benissimo, gente ce n'è e speriamo che adesso mangino anche. Immagino che non resterà niente. Spero di no, ma vedendo la gente sicuramente non rimarrà niente. Voi avete una certa esperienza, come si dice, però come sempre l'emozione non manca mai, no, in questi casi. Non manca mai, no? Questo parco, ex foro boario, è diventato parco Divisione Giulia tramite gli alpini. Abbiamo costruito il monumento dedicato alla gloriosa Divisione Alpina Giulia, e 19 stemmi scolpiti nella pietra che rappresentano i reggimenti, i gruppi, i battaglioni della Brigata Giulia. Qui abbiamo scritto la storia della Giulia. Allora viva gli alpini! Resterà un segno indelebile per le future generazioni. Viva gli alpini! Grazie. Oh, pardon, andiamo a vedere un po' come dicevamo, insomma, che la piazza si sta riempiendo. Ci scusiamo un attimo per il controluce, uno speciale fatto proprio in presa diretta. Dovevamo andare proprio in diretta, ma ci scusiamo, dobbiamo andare giocoforza in differita perché un problema tecnico alla linea non ci permette di trasmettere, come si dice, live. Adesso siamo anche controluce, stiamo girando per i chioschi. Adesso andremo in un altro chiosco. Ricordiamo che in sala consigliare c'è la mostra dei prodotti tipici del territorio con grandi assaggi. Questo è il chiosco del Real Sella. Eccoli qua, aspetta che andiamo dietro da questa parte, vediamo se riusciamo a beccarli al volo. Eccoli lì, eccoli qua. Dunque, allora, buonasera a tutti, siamo qui al chiosco del Real Sella e Motori dello Stella. Io sono il Bui e già mi conoscete, presidente purtroppo ormai da 12 anni, 11 quanti siamo qui con lockdown, non capiamo più niente. Vi presento il vicepresidente, perché il presidente è impegnato al lavoro a Lignano, dei Motori dello Stella, Francesco Meret, detto Balinot. Adesso facciamo due parole per spiegare cosa cavolo sono questi motori dello Stella e cosa faranno. allora, questi motori dello Stella cosa sono? Guarda, siamo un'associazione di amici, diciamo, che facciamo dei raduni e collaboriamo per fare auto e moto d'epoca e insieme a Real Sella facciamo un po' di chioschi, ci divertiamo per queste cose qua, insomma, ecco.
Ogni tanto vi trovate insieme, come hai detto, per portare avanti la tradizione. Esatto, perché ci piace stare in compagnia, insomma, le feste, le ore ci piacciono, quindi andiamo avanti così. Tra motori e Real Sella in quanti siete? Buon, saremo non so, una cinquantina, buie, sì, una cinquantina, dai. Cosa proponete ai vostri avventori? A chi? Agli avventori, a quelli che vengono a bere, oltre alla birra. Dai, no. No, quando ci sono magari dei raduni, delle manifestazioni, cerchiamo sempre di fare pubblicità su Facebook o su internet, e quindi se ci vogliono cercare, insomma, su Facebook siamo abbastanza attivi, ecco, dai. Poi cosa dobbiamo aggiungere ancora? No, niente, poi ragazzo è un po' timido, quello che va. Allora, noi col calcio sapete che dopo 2 anni di pandemia adesso riprendiamo col calcio a 11, col calcio a 5 abbiamo continuato, adesso riprendiamo, partiremo. Dopo aver fatto l'eccellenza ripartiamo da zero, perché hanno deciso così. Sembra che la squadra ci abbiamo buona. Mentre diciamo stiamo dando una mano là, non è neonata Motori dello Stella, perché già da qualche anno che faceva raduni di auto e moto d'epoca e non solo. Sono entrati diciamo nel nuovo direttivo di questa associazione gente che lavorava con noi e faceva parte dei nostri, e noi cerchiamo di aiutare dandoci la nostra esperienza. So che stavano diciamo organizzando già da soli, senza che noi chiediamo, noi al massimo io gli do le dritte per la birra, che ormai bravo a fare solo quello. Stanno già vedendo di organizzare per ottobre qualcosa, di qualche raduno e tutto, poi avranno quella di fare dei corsi di guida sicura, i quali io sono già prenotato come primo, no? E li facciamo 2 tipi, da sobrio e da ubriaco, perché per me è più quello da ubriaco, che bisogna imparare a guidare da quello, no? Con l'aiuto dei carabinieri che ci fermeranno con le palette e dire soffia, che così impariamo a soffiare quello. A parte gli scherzi, io le auguro tanta fortuna a questo nuovo diciamo, gruppo operativo di questa questa associazione Motori dello Stella, per iniziare ad avere il successo, tra virgolette, mi vanto un po' del successo che ha avuto Real Sella, insomma, ecco. E adesso in bocca al lupo, per il lupo. Complimenti. A voi, grazie. Adesso una birra ci vuole. Il Tocino di Rivarota ci dicono il miglior risotto della zona, non solo. No, non è il migliore, è uno dei migliori. È uno dei migliori risotti che facciamo. Tutte cose casalinghe, tutti robi sfurlani, mangia pasta bene e bevi pasta migliore. Vabbè, ma da favole, il suo risotto non diventa ne bale, però forse di bevi si può tirare sulla bale. Sì, ecco, li bale vanno sempre metodi bene in vista, perché se no non si riconoscono. Non sono politicanti, quindi presentare il mangiare, quindi queste robe è per farsi una roba che degustare, mangiare e dopo vi sa e il buone. Le belle feste, no? Sì, belle feste, voi avete fatto un bel festeggiamento a queste belle piazze, chiamate Agora, che non è né brutte robe, anzi, saresti i maestri dall'Agora, chissà sarebbe lì. Grazie. Grazie a lui. Angelo Bertoli, oggi in duplex, possiamo dire. Duplex. Beh, siamo in 2 vesti, quella ufficiale da amministratore e quella di vicepresidente del Real Sella. Comunque devo dire che comunque sono molto soddisfatto di quello che sta avvenendo in questo momento. Abbiamo detto una bella festa proprio perché coinvolge tutti. Assolutamente sì, soprattutto anche i più giovani. Infatti abbiamo fatto la scelta di fare un DJ contest tra il concerto di Vecchioni prima e dopo, in modo da poter dare alla comunità, diciamo, un'alternativa allo spettacolo. Complimenti come sempre, over the top. Grazie mille, grazie e buon divertimento a tutti. Becchiamo il volo, vediamo se ci viene vicino anche, perché ci sono anche gli amministratori locali degli altri comuni, vediamo se c'è al volo il sindaco di Talmassons proprio al volo. Una bella iniziativa, no? Per coinvolgere tutto il territorio, non limitarsi solo alla propria area. Una bellissima iniziativa, un grande progetto, la base proprio per un bellissimo progetto, quest'area ampia che dà sviluppo non solo alla comunità di Rivignano Teor, ma a tutta anche la comunità dei comuni limitrofi, quindi un plauso al sindaco, all'amministrazione comunale di Rivignano Teor, e penso che su questo progetto si troverà la collaborazione anche dei comuni limitrofi, anche per potenziare ancora di più questa area importante e al centro della città di Rivignano Teor. Grazie.
Continuiamo il nostro giro, adesso siamo all'interno di un'altra area dedicata qui nella piazza di Rivignano, l'Università della Terza Età del Medio Friuli o Codripese. Ecco, allora presentate i vostri progetti, come sta andando e quali sono le prospettive per quanto riguarda questo nuovo anno accademico. Bene, l'anno accademico avrà inizio il 3 ottobre, il 16 settembre avremo la presentazione dei corsi qui in sala consiliare alle 18. Quest'anno abbiamo ben 68 corsi tra corsi culturali, attività manuali e attività motorie, per cui contiamo di avere abbastanza iscritti. Siamo felici di lavorare per questa università perché abbiamo avuto negli anni passati veramente una forte adesione e abbiamo piacere che queste persone veramente ci dimostrano l'entusiasmo di stare insieme, di continuare a studiare e soprattutto di stare in compagnia e nel sociale. Per cui bello. Allora c'è un vecchio detto che dice, anzi un vecchio adagio che dice: se a Rivignano ti vuoi rinfrescare, un buon gelato da Laura devi andare. È così? È così. Una bella giornata di fine estate per continuare a proporsi. A continuare, una bella manifestazione. Per il resto bisogna andare in gelateria. Qua abbiamo gusti un po' particolari perché c'è la mora, c'è la noce, c'è la mela biologica di Aris, la noce di Charmatis e via. Se possiamo fare uno slogan, che slogan farebbe, signora? Per attrarre anche i turisti fuori Rivignano. Vabbè che lei è conosciuta un po' di tutto il Friuli, isole comprese. È arrivato il Paron, Soci. Lo slogan è una cosa buona piace sempre. Questo e rinfresca oltretutto. Lei è contento, no? Ne viene giornata, vuoi fare? Non, alle 45 anni che mi inviare la gelateria a Rivignano, gelateria da Laura, 45 anni, eravamo bambini, adesso sono i figli. Però quanti secondi qua? Stai in mano, no, potrebbe che si spugni, no? Se no, va bene, se no che vengono in gelateria, dovete amare, dovete fare. Buon lavoro. Grazie. Mandi. Qui siamo nell'area DJ. Finito? Il vecchio c'ha il peso, avete pagato. Che dire il mio. Hai finito? Hai venuto? Finito a mangiare, a bevuto. Quando ne mangiare, bevi a poco, tutto sono. Sia le fieste, sì. Che dire il mio, che dire la parlata. Perché chi le piace andando al gruppo? Ma non è anche del vecchio. Addio, sale vecchio, caldature. Di prima, ma va bene anche questo. Allora signor Sindaco, diciamo il grosso è andato in attesa di Vecchioni, ma la cosa importante da sottolineare ancora una volta è che la popolazione non solo della zona ha risposto. È importante anche fare le feste, è lo spirito della comunità. La comunità è sociale o non è solidale o non è, il che significa che nei momenti difficili deve stringersi, non deve lasciare nessuno indietro, ma anche nei momenti lieti, nei momenti belli deve ritrovarsi, e questo è un momento bello, finalmente un momento lieto, il momento di fare festa, e la comunità si ritrova e accoglie volentieri anche chi viene dalle comunità vicine, perché in questo mondo che è anche difficile bisogna anche saper trovare il momento in cui fare festa. E che cosa c'è di più bello di fare una festa assieme? È una festa storica perché ricorderemo per sempre il giorno in cui abbiamo inaugurato la nuova Agorà del Friuli, abbiamo demolito case, abbiamo realizzato piazze
e questa festa credo sia il modo migliore per ricordare questa giornata storica. 1, 2, 3. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.